Bene. Allora, diamo inizio ufficialmente al workshop. Noi abbiamo cominciato ufficiosamente questa mattina perché gli studenti, i borsisti hanno già cominciato a lavorare, grazie all'aiuto di colleghi di Guido Tiberga della Stampa, di Ornella Sgroi che collabora col Corriere. Hanno cominciato i laboratori, quindi comincia a diventare una cosa seria. E stamattina noi abbiamo conosciuto loro, adesso li vorremmo anche far conoscere ai nostri amici, alle autorità che ci sostengono in questo lavoro, perché noi non potremmo fare questo lavoro senza il sostegno delle persone che vedete qui in questo tavolo, per cui io comincerei subito per dare la parola al magnifico rettore, il professor Francesco Priolo, che introduce il pomeriggio. Grazie davvero al professor Giuseppe Di Fazio, all'amico Giuseppe, e grazie e complimenti a Giorgio Romeo. Fatemi dire che per me è una grande emozione, Giuseppe. È una grande emozione essere qui a quella che ora è la quarta edizione, dopo anche insomma la pandemia, per cui insomma è la quarta edizione di questo workshop Il giornalismo che verrà. Ed è una edizione di un workshop, fatemi dire, visionario, che ci ha visto lungo e ci ha visto bene. Quando siete partiti, quando partimmo un po' di anni fa, si è scelto di farlo qui alla scuola superiore. E qui per me è un particolare piacere essere nuovamente qui con un nuovo ruolo, a quel tempo ero il presidente, e coordinatrice della classe di Scienze Umanistiche e Sociali era la professoressa Lina Scalisi, che ora è presidente dell'Accademia di Belle Arti. E allora al giornalismo che verrà credettero in tanti, credette il Dipartimento di Scienze Umanistiche con la professoressa Paino, direttore del Dipartimento, e si partì da allora. Fu un grande successo dalla prima edizione. Un grande successo dalla prima edizione e in tanti investirono, furono presenti. Mi fa piacere che qui appunto Isola c'è Antonio Perdichizzi, Confindustria appunto, in tanti hanno creduto e hanno creduto bene, perché effettivamente edizione dopo edizione, attraendo e avendo qui davvero autorevoli personalità che saluto e che ringrazio anche in questa edizione per essere qui presenti a trascorrere il tempo e a fare lezioni non solo in maniera formale ma in maniera informale, anche chiacchierando, discutendo con voi che siete presenti e che mi fa particolare piacere ancor di più in questa edizione venite da diverse parti d'Italia in maniera assolutamente molto mista, il che mette ancor di più in evidenza come l'organizzazione, peraltro con tante autorevoli personalità durante questi giorni, è un'organizzazione importante, ma che anche appunto vi consente di guardare al futuro in un ruolo e in un lavoro, quello del giornalismo, che è sempre in continua evoluzione per mille motivi, a partire dalle nuove tecnologie, ovviamente. E quindi bisogna rinnovarsi sempre. E forse è una delle cose anche più belle, il rinnovamento in un lavoro
che è un lavoro che si fa per passione e che sostanzialmente è un lavoro così importante peraltro per tutta la società. Io ringrazio appunto Sicilian Post che tanto ci ha lavorato, tanto continua a lavorarci, non posso che assolutamente complimentarmi con Sicilian Post per quello che sta facendo. Sono certo che questa settimana sarà ancora una volta un successo, un grande successo come le edizioni precedenti e anche più delle edizioni precedenti e quindi poi sarete voi che siete qui presenti presso questa bellissima struttura, la Scuola Superiore di Catania, oggi rappresentata dal professor Giuseppe Angilella, che è in coordinatore di classe in sostituzione del presidente. Io credo che anche questo luogo magico aiuti in qualche modo a vivere tutti insieme e a poter poi in tutte le pause poi parlare e comprendere sempre meglio, no? Quello che sarà il giornalismo del futuro. Per cui non posso che augurarvi una buona settimana di lavoro, di interazione, di riflessione, di approfondimento. Sono certo che ne uscirete tutti e tutte molto arricchiti dalle interazioni umane, dalla comprensione di quelli che possono essere i trend. Il mio ringraziamento ancora a Giorgio Romeo, a Giuseppe Di Fazio e a tutti gli autorevoli colleghi, colleghe che hanno accettato di venire qui, di dedicare tempo per queste ragazze e questi ragazzi e un augurio a voi per il vostro futuro e per quello che potrete carpire durante questa settimana. Grazie, magnifico rettore, anche perché, come avete sentito, ci accompagna dall'inizio del nostro cammino, quindi lo abbiamo proprio compagno di cammino fin dal primo momento. Ora, va bene, allora cambiamo un attimo. Abbiamo in collegamento il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, che saluto, e vorrei dirgli, caro presidente, noi abbiamo cominciato stamattina, dicevo, in forma informale, ma adesso in forma ufficiale questo workshop. Abbiamo tanti colleghi che vengono un po' da diverse parti d'Italia e 30 borsisti, anche loro di tutte praticamente le regioni d'Italia. Ti cedo volentieri la parola. Sì, buongiorno, mi sentite? Penso bene. Tanto complimenti per l'organizzazione e complimenti per il lavoro che state svolgendo. Come Ordine dei giornalisti siamo stati subito vicini all'organizzazione e a questo evento. Io purtroppo non sono presente lì, mi sarebbe piaciuto moltissimo, ma il mio ruolo di vice direttore nazionale della TGR oggi mi porta a Napoli e quindi sono qua per impegni di lavoro in agenda. Non potevo che essere qui, però ci tenevo ad essere con voi, seppur in collegamento, perché ritengo che la parola giornalismo, la parola linguaggio, le parole che fanno parte della nostra mission sono fondamentali, non sono parole dette a caso. E quindi il linguaggio oggi è fondamentale perché, dico una frase fatta, la parola ferisce quando è detta in maniera errata. E il linguaggio del giornalismo, soprattutto per chi comincia, soprattutto per chi ha l'amore di aver scelto questa professione, è fondamentale. Quindi come Ordine dei giornalisti regionali, ma anche come consiglio dell'OTG Sicilia e come consiglio personale, dico sempre che le parole vanno pesate, quindi aspettare un attimo prima di pubblicare una notizia, cercare di confermare magari 2 volte le fonti per evitare poi di fare non soltanto un danno a se stessi, ma un danno alla comunità. Quindi il giornalismo oggi è un bellissimo mestiere, fare il giornalista è un bellissimo mestiere, però in questo momento la nostra professione sta subendo, è inutile nasconderci, degli attacchi, dei problemi. Intanto le querele temerarie, tanto per cominciare, poi parliamo anche
dell'equo compenso che in molte occasioni viene spazzato via, quindi ci sono colleghi che sviluppano il loro lavoro con passione, con impegno, spendendo del tempo e poi alla fine non hanno un ritorno economico per quello che hanno fatto. Quindi gli impegni, la mission dell'ODG Sicilia è proprio questa, evitare che questo non venga rispettato. E in più, mi permetto di dire, che venga rispettata anche la qualità del nostro lavoro. Quindi ben vengano delle iniziative come queste, che sono anche molto ben articolate, con tavoli di lavoro, con giornalisti esperti e con, lasciatemi dire, maestri di giornalismo in alcuni casi, che prenderanno la parola e svolgeranno proprio un lavoro di qualificazione del nostro impegno. Quindi sono molto contento di essere qui con voi, seppur in collegamento, e quindi vi auguro veramente buon lavoro e sono a vostra disposizione anche per le prossime occasioni. Grazie e un abbraccio. Certo. Grazie per il contributo e per l'attenzione che hai avuto tu e l'ordine dei giornalisti. Diamo adesso la parola a chi ci ospita, al professor Angilella, che ci porta il saluto della scuola superiore. Grazie. Grazie al professore Di Faccio, ringrazio il magnifico rettore per la sua presenza e porto i saluti a tutti da parte del professore Malfitana, che oggi non è potuto essere presente, mi ha chiesto appunto di portare i saluti della scuola. Il magnifico rettore è stato presidente della scuola e la sostiene non soltanto con la sua presenza oggi, ma con il suo affetto costante e la sua attenzione, che si esprime anche attraverso appunto questa scuola di giornalismo, che si svolge a scuola da 4 anni. Questa è la 4ª edizione e la professoressa Scalisi l'aveva voluta, diciamo, nelle prime edizioni e continua a sostenerla appunto con il suo impegno. La professoressa Scalisi, past coordinatrice della classe di scienze umanistiche e sociali. Nonostante appunto la scuola nasca all'interno o prenda l'avvio, diciamo, da una delle 2 classi, indubbiamente il giornalismo, insomma, ha delle implicazioni anche dal punto di vista tecnologico, come ha ricordato già il Magnifico, ma anche scientifico. Voi parlerete di notizie, parlerete di informazione, parlerete di fatti. I fatti vanno verificati, dei fatti occorre dare non soltanto la fonte laddove ci sia, ma la possibilità di essere verificati, appunto falsificati. Questo è un fatto di metodo ed è un metodo scientifico, se volete. Si parla tanto di fake news, forse ne parlerete anche voi nel corso dei vostri lavori. E in quest'aula si è parlato di fake news, il professore Battiato ne ha parlato, come vengono realizzate, come possono essere realizzate, come possono essere riconosciute e in qualche modo appunto individuate e quindi stigmatizzate in questo modo. Il giornalista veicola l'informazione, ha un ruolo, il quinto potere, no? Ha un ruolo essenziale. Voi lo imparate, voi lo esercitate, quelli di voi che sono già giornalisti, è vero anche dei colleghi che hanno svolto, che svolgono questa funzione, in particolare per la comunicazione scientifica. E quindi è una cosa appunto che interessa tutti, interessa come cittadini, interessa come gente, come gente che vuole capire, come gente che vuole non soltanto limitarsi ad ascoltare, a leggere, ma anche a capire se ciò che ci sta dietro può effettivamente essere ritenuto vero oppure no. Quindi credono a quello che noi diciamo e hanno ragione di farlo oppure no. Questo sta anche a noi, appunto, conferire credibilità a quello che uno dice, non soltanto quindi questo sta nel rigore di cui penso parlerete anche voi. Ringrazio brevissimamente, mi limito nel dire appunto quello che ho già detto, cioè nel portare i saluti da parte del Presidente, e ringraziare tutti quanti voi, in particolare Giorgio Romeo per l'impegno che ha profuso non soltanto in questa edizione ma anche nelle precedenti, i tanti intervenuti, allievi ed ex allievi della scuola, alcuni incuriositi, altri già interessati alla professione. Davvero benvenuti alla Scuola Superiore di Catania e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie professore. Adesso passiamo la parola alla professoressa Marina Paino, che è la direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, che sostiene questo workshop, ma c'è un motivo particolare per cui
anche le chiediamo di intervenire. Il workshop è organizzato da Sicilian Post. Praticamente credo che il 90% di coloro che della redazione di Sicilian Post provenga dal Dipartimento di Scienze, cioè diciamo è una filiazione, quindi questo lavoro nasce dal suo Dipartimento, per questo la ringraziamo anticipatamente. Sì, grazie al dottore Di Fazio, ancora grazie anche da parte mia per Giorgio Romeo. Benvenuti ai tanti professionisti ospiti in questi giorni e soprattutto ai tanti ragazzi e ragazze, soprattutto quelli che vengono da fuori, perché come diceva il magnifico rettore, per noi organizzare occasioni di incontro che portino a Catania ragazzi da fuori curiosi di venire a vedere cosa si fa da noi è un elemento particolarmente importante. Diceva prima il dottore Di Fazio come il grosso degli studenti che negli anni hanno frequentato questi corsi, ma anche il grosso della redazione di Sicilian Post nasce dal Dipartimento di Scienze Umanistiche. Lui per modestia non ha detto che nasce soprattutto dai corsi in Scienze della Comunicazione che hanno visto in lui come docente esterno, che porta ormai da un numero di anni che non me lo ricordo più, il suo contributo all'interno dei corsi. Ecco, questi ragazzi sono cresciuti con Giuseppe Di Fazio. Chissà, Giuseppe, che in qualche edizione futura tu non ti trova pure la mia domanda per partecipare. Devo confessarvi che mi sono iscritta alla facoltà di lettere sperando di fare la giornalista. Sono finita a fare altro, ma mi cambierei oggi stesso con voi che aspirate a fare questa professione, ma veramente ve lo dico, farei a cambio oggi. Vorrei nel salutarvi però e augurarvi buon lavoro anche dire qualcosa di serio e secondo me importante. L'ultima volta che sono stata seduta a questo tavolo da questo lato si concedeva il titolo ad honorem ad una collaboratrice del Sicilian Post, Barbara Minutoli, scomparsa improvvisamente. Era una collaboratrice, oggi sarebbe stata sicuramente con noi e credo che ricordarla oggi, Giorgio, annuisce, sia importante per i suoi compagni di scuola superiore presenti, se ce ne sono, ma anche per i ragazzi che non l'hanno conosciuta. Avrebbe voluto fare questo mestiere. In qualche modo i ragazzi di Sicilian Post portano avanti anche in nome suo questa importantissima iniziativa. Ancora grazie a tutti e buon lavoro. Diamo la parola alla professoressa Lina Scalisi, che è la presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, che quest'anno in maniera particolare contribuisce al workshop. La professoressa Scalisi, come è stato ricordato, è un'altra delle persone che ci segue dall'inizio con attenzione, sia perché insegna anche lei al Disum Storia Moderna, sia perché è la presidente dell'Accademia e in precedenza era al Teatro Stabile qui alla scuola superiore, quindi ci ha seguito in tutto il nostro percorso anche lei. Grazie Giuseppe, sono veramente contenta di essere qui oggi e di vedere la quarta edizione di Sicilian Post e del workshop di giornalismo, perché le due cose sono sempre andate insieme, questa capacità, questi ragazzi molto giovani, molto animati da coraggio anche in un periodo non facile per questa professione, ma devo dire animati da coraggio anche in un periodo non facile in genere per tutte le professioni. Quindi la frontiera che loro hanno saputo 4 anni fa immaginare, una frontiera nella quale si andava incontro a un futuro che non sembrava dei migliori per una professione che invece è salda, importante, la professione sulla quale fondiamo valori di civiltà, valori di democrazia, una capacità corretta di informazione oggi più che mai necessaria. Credo che questa visione si sia non soltanto fondata in questa città, ma allargata a un territorio nazionale, come dimostrano le domande che sono pervenute in questa edizione, e poi allargata anche al sistema. La cosa importante da ricordare è che questo workshop di giornalismo nel tempo non è soltanto cresciuto nel numero di richieste da parte degli studenti che dimostrano che il giornalismo in realtà è vegeto e attira giovani, quindi è
è una professione che è molto amata, una professione per la quale, come diceva la professoressa Paino, ci si vorrebbe iscrivere anche domani, lasciando le nostre professioni e riprovando l'entusiasmo di fare questo lavoro, ma costantemente noi dobbiamo anche notare che questo tipo di sfida culturale fa bene al territorio, perché è riuscito a fare sistema, allargandosi in maniera non soltanto una rete di soggetti istituzionali che per motivi vari si sono messi insieme unendo gli ambiti disciplinari, ampliando l'offerta culturale. L'Accademia delle Belle Arti non sostiene questa iniziativa soltanto perché il presidente Lina Scalisi e quindi ce l'ha particolarmente a cuore, la sostiene perché molto della frontiera del giornalismo e di questa professione che cambia avrà a che fare con le arti visive, ha a che fare con la fotografia, ha a che fare con la grafica, ha a che fare con quei saperi che sono interni e che sono un luogo di sperimentazione all'interno della nostra accademia. Quindi è una sinergia necessaria, fa bene agli studenti dell'Accademia e fa bene ovviamente alla città poter dialogare in questa maniera. Questo è un esempio pratico di quello che è successo e di quello che credo ancora è successo che potrà avere questa edizione. Spendo soltanto un'altra parola per dire che io trovo in questa occasione, che si ripete ogni anno e a cui auguro lunga vita, uno straordinario modello di condivisione intergenerazionale. Cioè io vedo lì seduti ormai Tiberga, Gianni, colleghi che stanno accompagnando questa edizione, ma contemporaneamente c'è la capacità per dei giovani giornalisti, quantomeno giornalisti, perché poi abbiamo una fascia che muta, quindi sono persone che già sono nella professione, altri che si vogliono affacciare, hanno la possibilità di condividere con dei maestri una esperienza e conoscenze in una maniera, in uno scambio generazionale eccezionale. Perché poi tutte le professioni abbiamo il timore di diventare gli epigoni, gli ultimi di una professione. Invece in questo caso no, non ci sono epigoni. Poi ci sono maestri e ci sono allievi. Essere epigoni di una professione è una cosa terribile. Invece in questa maniera, in questo momento storico particolarmente importante, dove la metodologia è fondamentale, dove l'informazione gioca un ruolo cruciale, un'informazione che sta rielaborandosi, sta sperimentando nuovi modelli, sta sperimentando nuovi modi, sta trovando la maniera per essere sempre centrale all'interno di questa società e in questo momento Catania con questo workshop è centrale nel dibattito pubblico. A Giorgio Romeo va il merito, a Giuseppe Di Fazio, di aver fatto diventare un'occasione di incontro, un modello educativo, un modello sociale di conoscenza all'interno della città e contemporaneamente un modello non legato che fa per il territorio e non esclusivamente legato al territorio. Dobbiamo lavorare su questa strada, quindi bravi, ci abbiamo visto molto bene al tempo, 4 anni fa con il magnifico rettore. L'augurio è quello di poter continuare ancora e di poter ancora di più vedere i successi vostri e dei ragazzi. Diamo adesso la parola ad Antonio Perdichizzi, founder di Isola. Faccio una piccola premessa. Fatto un danno? No? Adesso diciamo, Isola ospita Sicilian Post. Quindi Sicilian Post dice dove è la redazione, dove fate le vostre attività? Presso Isola. Allora, proprio piccola parentesi. Sicilian Post ha cominciato le riunioni di redazione in un bar. Siccome però queste riunioni di redazione duravano un po' a lungo, loro prendevano un caffè, il barista ha cominciato a dire per un caffè mi tenete occupato 2 tavoli per 2 ore, 1 ora e mezzo, non è possibile. Quindi dal bar poi sono trasferiti abbiamo dato loro una stanza presso il quotidiano La Sicilia. Poi ci sono state trasformazioni per cui sono dovuti andare via da quella stanza e hanno trovato adesso una situazione ottimale in Isola perché innovativa, possibilità di fare conferenze, per questo Grazie Giuseppe. Effettivamente ho un compito difficile a questo punto, perché come scrivere un editoriale dopo che 4 meravigliosi giornalisti di esperienza lo hanno fatto prima di te? Ho davvero poco da aggiungere, avevo quest'ultima cosa da dire, ma Giuseppe no? Me l'ha detto? No, ma ci mancherebbe, ti ringrazio moltissimo. Allora, io voglio
ringraziare anche io Giorgio, che per fortuna, avendo la mascherina, non lo vediamo, ma secondo me è un po' rosso perché lui è timido e sta ricevendo non solo i nostri complimenti, ma davvero il nostro affetto. E naturalmente Giorgio, Giuseppe e uno staff, no, di persone che lavora a tutto questo, grazie per l'invito, il coinvolgimento, l'impegno di quello che fate, perché oggi portare avanti un'iniziativa editoriale lungo tutto l'arco dell'anno è di per sé molto difficile, ma voi avete sentito il bisogno, oltre quello, che già è un'opera meritoria, di fare anche questa condivisione di conoscenza col workshop. Quindi grazie per avere questa voglia, questo coraggio, questa forza, e per farlo con questa assoluta qualità. L'idea di invitare ospiti, relatori di assoluta qualità nel nostro paese, quindi a livello locale, nazionale, ma anche internazionale, è davvero molto importante. Questo credo, come già stato detto, che abbia una doppia finalità: per gli studenti, per i partecipanti, certo, ma anche per il nostro territorio e per tutti gli attori di questo territorio, perché consente sia agli studenti che vengono da altre parti della Sicilia o d'Italia, sia a queste persone che per qualche giorno vivono nella nostra città, di conoscerci meglio, di poter scambiare punti di vista, opinioni, e credo che per noi sia molto interessante, anche perché molto spesso le nostre, diciamo, città del sud hanno una retorica o una narrativa che non sempre è fatta di cose solo positive, e invece credo che ci sia tanto di buono e di utile e di interessante da raccontare. E grazie Giorgio anche per il metodo, anche questa cosa è già stata detta, ma ci tengo a sottolineare che fare un'attività del genere in maniera inclusiva, con tanti soggetti pubblici e privati, è difficile. Giorgio la farebbe molto più velocemente se decidesse da solo tutto, e invece coinvolge, attiva la comunità e fa sì che questo sia diventato appunto un processo nel tempo. Mi sembra un esercizio davvero utile. Isola non ve la racconto perché verrete, e qui voglio dire, lo dico alla scuola superiore, al rettore, è stata dura convincere Giorgio a fare qualcosina fuori, perché ritiene che questa sia correttamente la casa, il luogo di questa iniziativa, e io ne ho compreso intimamente lo spirito, è veramente giusto così. Però anche questa idea di girare alcuni luoghi della città per fare piccole puntate del workshop è stato qualcosa su cui abbiamo creduto, e ringrazio Giorgio per averlo voluto fare. E in Isola la conoscerete meglio, e soprattutto è la casa del Sicilian Post, sì, ma considerate la vostra casa base come fosse una redazione allargata d'ora in poi, e ci teniamo tantissimo. Chiudo dandovi soltanto 2 spunti. L'importanza del vostro ruolo, sono l'ultima persona che può dirlo perché avrete dei maestri straordinari, però credo, vorrei darvi solo lo spunto, sarà importante naturalmente qualsiasi professione farete nel vostro futuro, che desideriate di fare i giornalisti, ma ce ne sono praticamente in qualsiasi altra professione, vi servirà moltissimo tutto quello che apprendete qui e tutte le competenze che si possono maturare, perché il racconto, l'analisi dei dati, il saper comunicare agli altri, il saper coinvolgere, il saper attivare è una caratteristica fondamentale. Io faccio l'imprenditore della vita, ho avuto in questa stanza un'occasione meravigliosa qualche anno fa di partecipare a un TED e raccontare pezzi di cose che avevo fatto in questi anni. Immaginate, no, quanto sia stato complesso per me maneggiare delle informazioni e saper coinvolgere un pubblico, raccontare una storia. Ecco, utile per tutti, imprenditori, professionisti, qualsiasi mestiere. Quindi è uno spunto su cui vi invito a riflettere. E poi fate rete tra di voi. Oggi c'è una possibile classe di futuri giornalisti che faranno percorsi insieme, o di futuri professionisti in ambiti di settore, e quello è facile, ma fatelo con tutte le persone che conoscerete di questo territorio, di altri, i vostri maestri o le persone che circuitano intorno a questo workshop, perché una delle cose più importanti, il patrimonio più importante che potete costruire, una rete di persone che la pensa un po' allo stesso modo, che ha gli stessi valori e che vede nella condivisione della conoscenza un aspetto fondamentale. Quindi ho un augurio di buon lavoro, certo, ma anche un'aspettativa per concludere. Io credo che questo giornalismo che verrà in realtà stia arrivando, forse in parte già qui, probabilmente molte delle cose teorizzate il primo anno nel frattempo sono già successe, e sono pienamente d'accordo che è un tema di alleanza generazionale. I vostri maestri, docenti, relatori non vi indicheranno la strada del giornalismo che verrà, e credo che neanche voi possiate trovarla da soli, sarà un qualcosa che si fa insieme. E permettetemi una battuta finale, credo che c'è un terzo interlocutore da mettere in mezzo,
che la tecnologia. Forse il giornalismo che verrà lo costruiranno chi oggi ha molta esperienza, voi che costruirete tanto, ma anche le intelligenze artificiali, gli algoritmi, data science, tutte cose che credo siano all'ordine del giorno per questo mestiere, e tutti insieme si potrà costruire il giornalismo che verrà, che sta arrivando. Grazie. Bene, io vi ringrazio. Dico due cose solo per introdurre il dibattito che segue. Ringrazio gli ospiti che, tra l'altro, mi avete aiutato a dire quello che pensavo di dire, ma l'avete detto molto meglio di me. Introduco solo due punti per preparare il dibattito che verrà dopo. Allora, anzitutto il tema. Anche quest'anno abbiamo messo come tema il giornalismo che verrà. E perché? Lo dicevo già la volta scorsa, non vogliamo piangerci addosso, cioè quelli del Guido, quelli della nostra generazione, quando oggi parli di giornale di giornalismo, i giornali stanno chiudendo, le edicole stanno chiudendo, non riusciamo a vendere più, la pubblicità non arriva, e che dobbiamo fare? Stanno tagliando personale, cioè, quindi noi vorremmo guardare avanti, no? E guardare avanti non è appena, come dicevi tu, un cambiare piattaforma, non è appena, sì, abbiamo sbagliato, noi siamo i vecchi perché siamo quelli della carta, adesso è il tempo di internet. Non è questo, non è appena questo, perché non basta cambiare piattaforma. Cioè, è come se il momento storico ci richiedesse un nuovo modo di fare informazione, salvaguardando, diciamo, l'ABC, lo diceva stamattina Tiberga ai nostri corsisti, cioè salvaguardando l'ABC della buona informazione, ma valorizzando anche le novità che questo momento ci offre. Per questo la cosa, diciamo, diventa interessante il workshop che facciamo a Catania, no? Cioè, anche a me ha sorpreso che molti dei corsisti che abbiamo qui presenti vengano dal centro-nord Italia. Cioè, vuol dire che perché suscita interesse, no? Non sto qui a dire le cose che sono state già dette. Dico però un'ultima cosa che avevo detto ai corsisti stamattina, che voglio dire anche pubblicamente. Questo giornalismo che verrà ha due gambe. Cioè, da una parte, chiamiamola la tradizione, cioè il fatto che ci siano ancora dei maestri che possono comunicare le basi di come si fa informazione. Cioè che per dare una notizia non basta che tu sei il primo a darla, devi essere certo che quella notizia sia attendibile, devi capire quali sono le fonti, devi andare a cercarle le fonti, devi andare magari di persona a vedere, devi verificare, devi, come spiegava molto bene Guido Tiberga questa mattina, saperla raccontare, perché noi facciamo i giornalisti, però il modo di raccontare del giornalista è diverso dal professore universitario, dal saggista, dallo scienziato, cioè abbiamo una particolarità che va sempre riconosciuta, rispettata, e questo è un dato. Ma c'è un secondo dato, cioè noi stamattina abbiamo detto ai nostri corsisti: voi non siete gli allievi, cioè siete dei nostri compagni di viaggio, siete dei partner. Sì, noi vi possiamo comunicare la nostra esperienza, ma noi abbiamo tantissimo da imparare da voi, nel senso che insieme può venire questo il giornalismo del futuro, cioè lavorando insieme. Allora io chiamerei quindi Giorgio e i relatori del panel che segue. Noi ci spostiamo in prima fila.
Bene, grazie. Grazie intanto a tutti per essere qui. Io che dire, intanto ringrazio moltissimo per le parole che sono state dette su questo progetto e ci tengo a sottolineare che questo progetto di sistema, ma di sistema significa, e mi piace ricordarlo, cioè significa che Sicilian Post organizza questo evento con un grande supporto, con i patrocini dell'Università di Catania, della Scuola Superiore di Catania, del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, l'Accademia di Belle Arti, con Rai per il Sociale, con the European House Ambrosetti, con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, con Isola, con la Fondazione Domenico San Filippo Editore, con il Teatro Stabile di Catania. Questo progetto ha degli sponsor che sono Credit Agricole e Confindustria Catania. E questo progetto ha un main sponsor che finora non è stato citato, ma che mi piace ricordare perché non è appena il main sponsor, ma è un partner per noi estremamente importante, e questo sponsor si chiama Google. Google partecipa attraverso il programma Google News Initiative e avrà parte attiva nel programma, perché fra qualche giorno avremo un incontro con Madhav Chinappa, che è il Director del News Ecosystem Development di Google, che dialogherà con Jeff Jarvis, uno dei più importanti giornalisti americani. Quindi il workshop è il lavoro di tanti, e la cosa bella è che questi tanti sono enti locali ed enti che non sono locali, perché la RAI chiaramente è il servizio pubblico nazionale, perché Google è una grandissima realtà internazionale, perché Ambrosetti lo è alla stessa maniera, e quindi io non amo molto il termine eccellenza, perché è molto abusato, però lasciatemi dire che delle realtà che sono eccellenti in Sicilia dialogano con altre realtà che sono eccellenti nel resto d'Italia e del mondo. Quindi questo è un primo punto. E detto questo, entrerei un po' nel vivo. Questo è un primo panel che ci consente di iniziare a dibattere di questo giornalismo che verrà. Il punto è che non esiste un giornalismo, ma esisteranno tanti giornalismi. Esistono tanti modi di intendere il giornalismo. Il giornalismo non è in crisi. I giornali sono in crisi. Questo è molto diverso. Il giornalismo vive un momento di straordinaria opportunità. È un momento di straordinaria opportunità per la verità, per la diffusione della buona informazione. È un momento straordinario perché notizie che apparentemente potevano sembrare marginali trovano il loro spazio, riescono a diffondersi e a trovare uno spazio, cosa che in passato non era possibile. Il giornalismo che verrà può essere un giornalismo più autorevole di quello che c'era in passato, perché attività come il fact-checking significano un approccio analitico. Allora, quello che voglio dire è che questa settimana di incontri, questi 8 giorni di incontri, avete tutti una cartolina, se inquadrate il QR code con il cellulare troverete il programma, cercherà di indagare, di creare un dibattito tra noi e voi, cioè tra i giovani colleghi e aspiranti colleghi che partecipano al workshop, ma un dibattito che sia realista, perché partiamo dal presupposto che il mondo è cambiato. Cioè, il mondo è cambiato e i presupposti per accedere a questa professione, io l'ho vissuto in prima persona, sono venuti meno. Cioè, in un altro momento storico, chi ha fatto un percorso come il mio sarebbe stato assunto in un giornale e avrebbe seguito un percorso un pochino più regolare. Oggi tutto questo non c'è più, però questo non significa che non esistano forme, idee, possibilità. Quindi il dibattito che apre questo
questo evento non poteva che essere uno scambio tra persone che guardano e praticano il giornalismo in maniera diversa e che tracciano già delle possibilità verso il giornalismo che verrà. Mi piace molto il fatto che alcuni dei nostri ospiti siano con noi ormai, penso, 4 edizioni, 4 anni di fila, e che altri amici si siano aggiunti col tempo, e spero che se si affezioneranno anche loro a questo progetto non lo lasceranno più, andremo veramente a crescere. La prima edizione contava circa, se non sbaglio, 8 ospiti e 3 giorni. Questa edizione conta 8 giorni di manifestazione e 65 speaker. Quindi capite pure che le attività laboratoriali sono assolutamente aumentate, perché i partecipanti al workshop quest'anno faranno un sacco di laboratori, quindi abbiamo anche capito, abbiamo cercato di migliorare, di correggere il tiro, di sistemare quello che era sistemabile. Per esempio, la possibilità di avere più confronto sugli elaborati, sulle cose che vengono scritte, sulla scelta delle immagini. Ci sarà un laboratorio di progettazione funzionale, quindi raccogliere anche i feedback che chiaramente sono arrivati in questi anni ed evitare che questi incontri siano solo delle lezioni frontali. Ovviamente il workshop è anche un festival, quindi questo è il primo di 25 panel aperti a tutti, rivolti ai colleghi giornalisti naturalmente, ma non solo, chiaramente, perché il giornalismo naturalmente indaga i temi caldi della nostra attualità, e chiaramente avremo durante la settimana alcuni dei testimoni del nostro tempo. Con testimoni del nostro tempo intendo dire tanto il reporter Domenico Quirico, che magari porta una importante testimonianza riguardo il Medio Oriente, quanto la collega che lavora alla London School of Economics e si occupa di intelligenza artificiale e applicata al giornalismo, e ci aiuta a capire perché questo non è qualcosa da temere, ma può essere, se ben sfruttato, una grande opportunità. Detto questo, io ringrazio ancora e vi presento i nostri ospiti. Comincio dal fondo, dal Guido Tiberga. Guido Tiberga da sempre con noi al workshop, già caporedattore della Stampa. La Stampa è stato caporedattore centrale, si è occupato molto in passato di politica, e gli ultimi anni li ha dedicati a un tema che a noi è molto caro, che è il giornalismo territoriale, cioè l'attenzione al territorio, a quelle local news che non a caso sono nell'agenda di molti dibattiti sul tema del giornalismo. Non a caso sono uno degli argomenti più attenzionati anche da Google, e che quindi costituiscono una parte del futuro del giornalismo che verrà. Che dire, potrei anche non presentarla perché la conoscete già, Paola Severini Melograni, volto Rai e voce Rai, perché c'è anche un'attività radiofonica importante, ma soprattutto Paola è il riferimento per il giornalismo sociale, cioè Paola ha di fatto costruito dentro il sistema pubblico un'attenzione a tutta una serie di tematiche che prima non erano opportunamente o abbastanza attenzionate, ed è riuscita a farlo portando per esempio su Rai 2, quindi su un canale di primo piano, con questa trasmissione che va 2 volte, ma che la maggior parte di noi vede la domenica mattina, o anche no, e quindi un aspetto del giornalismo che verrà è un giornalismo più inclusivo, un giornalismo che guarda in maniera diversa alla società, e lei questo lo ha molto anticipato nei tempi. Abbiamo Ornella Sgroi. Ornella Sgroi è un esempio di giornalista non solo con la schiena dritta. Ornella scrive per il Corriere della Sera, la leggete un po' su tutte le pagine del Corriere, nel senso, in particolare nelle pagine culturali, nelle pagine di buone notizie. Ornella è anche un critico cinematografico, perché anche quelle che chiamiamo soft news sono molto importanti nel giornalismo, capiremo anche perché.
ma soprattutto Ornella è la testimonianza del fatto che si possa fare il giornalista nella sua essenza. Ornella è una reporter che si reca sul luogo, che incontra. Il giornalismo è andare, osservare e raccontare. Non è fare il copia e incolla di un comunicato stampa o stare dietro un computer. Si può anche fare giornalismo dietro un computer, attenzione, questo lo scopriremo durante la settimana. Però il giornalismo è andare a cercare le notizie, approfondire le notizie, quindi andare, osservare, raccontare. La testimonianza di Ornella in questo senso mi sembra assolutamente fondamentale. E poi abbiamo Giovanni Zagni, che è il direttore di Pagella Politica, da un po' direttore anche di Facta. E Giovanni è uno dei massimi esperti di fact-checking in Italia, guida il principale sito di fact-checking politico, che è appunto Pagella Politica, e da credo un anno e mezzo, quant'è che c'è anche Facta? Circa un anno e mezzo, affianca questo secondo progetto, che lavora moltissimo sul debunking, sul verificare informazioni. E lasciatemi dire che un altro punto molto importante è che il progetto di Pagella Politica è un progetto sano, in crescita, sostenibile. Cioè, l'altro punto è: si può fondare un giornale negli anni 2010-2020 e renderlo sostenibile se non si è un grande editore con milioni di dollari da investire? Evidentemente sì, a patto di approcciare le cose in maniera diversa. Il progetto che guida il direttore Zagni è un progetto che si specializza in una tematica e che soprattutto ha iniziato a fare qualcosa che gli altri non facevano. E questo è un punto assolutamente nodale. Quindi, insomma, io direi che con questi ospiti c'è veramente tanto da dire. Riprendo il giro dalla mia sinistra e riparto da Guido. Guido, il giornalismo che verrà è un giornalismo che deve guardare ai territori. In che modo? Sì, buongiorno. Io credo che il giornalismo oggi viva un periodo molto particolare e spesso si rifiuta di riconoscerlo, nel senso che i giornali vendono sempre di meno, ma tendono a reiterare all'infinito dei modelli che si usavano quando i giornali vendevano molto di più. Questo, se ci pensate, dal punto di vista così del commercio, del marketing, è un'assurdità. È come se di fronte a un pubblico che non vuole più i biscotti al cioccolato, ma vuole soltanto i biscotti alla vaniglia, noi con pervicacia e con tenacia continuiamo a produrre biscotti al cioccolato, indifferenti al fatto che la gente non li vuole più. Questo vale soprattutto, a mio avviso, per l'informazione locale. Io ho passato gli ultimi anni della professione a occuparmi delle edizioni locali della Stampa, che sono tante, sono 10, una per ogni provincia del Piemonte, della Valle d'Aosta e di 2 province liguri. E mi sono trovato di fronte a una realtà che era cristallizzata al passato, completamente indifferente al fatto che il mondo intorno era cambiato. C'è la tendenza a considerare il lettore di provincia come un lettore di serie B, come se il lettore di provincia fosse interessato soltanto agli incidenti stradali, ai morti, alle cronache del consiglio comunale e fosse completamente indifferente a tutto il resto, quando in realtà la provincia italiana è estremamente ricca, estremamente dinamica anche dal punto di vista culturale e di conseguenza il lettore che ci compra a Milano o a Torino o a Roma non è diverso dal lettore che ci compra ad Asti, a Savona o a Catania. Il lettore di oggi, io credo che ci siano sostanzialmente 2 categorie di lettori di quotidiani, che sono le persone molto anziane che comprano i quotidiani per abitudine finché riescono a leggerli. E io faccio sempre l'esempio di mia madre che ha 88 anni, che ancora ragione, ancora ci vede, quindi tutti i giorni va in edicola e compra la Stampa come faceva 50 anni fa e che continuerà a comprare la Stampa e soltanto la Stampa a prescindere dal fatto che il giornale sia fatto bene o sia fatto male. Per lei il giornalismo è la Stampa, è un'abitudine quotidiana ed è evidente che questo zoccolo duro che ha salvato il business per decenni sta diventando sempre più sottile. Non
possiamo fare affidamento su lettori di 88 anni. Io mi auguro che mia madre possa continuare a leggere la stampa tutti i giorni ancora per altri 20-25 anni, ma obiettivamente non è il target su cui si può investire per il futuro, non è quello il pubblico che sarà interessato al giornalismo che verrà. Poi ci sono altre persone che sono sempre meno e che sono persone che comprando i quotidiani comprano contestualmente anche dei libri, che vanno a vedere le mostre d'arte, che vanno al cinema, che vanno a teatro, che probabilmente sono abbonate a una o più delle società che offrono abbonamenti per le serie televisive, quindi un pubblico di un certo livello anche dal punto di vista culturale, un pubblico che ha delle esigenze, che vuole dal suo giornale un trattamento di qualità. Noi spesso questo trattamento di qualità cerchiamo di darlo nelle pagine nazionali, siamo convinti che si debba fare così, basta vedere tutti i giornali d'Italia, i giornali nazionali hanno una parte molto curata nelle pagine iniziali, quelli che parlano del mondo e dell'Italia, ma che poi stranamente precipitano quando si arriva a parlare dell'informazione locale. Io credo che questo sia profondamente sbagliato, proprio perché l'informazione locale oggi è ancora una delle poche ragioni per cui una persona possa comprare un giornale di carta, perché l'informazione generica, quella nazionale e internazionale, può arrivare attraverso 1000 sistemi diversi. Oggi ognuno di noi ha uno smartphone che ci consente di essere informati in tempo quasi reale di tutto ciò che accade. Questa mattina ho fatto vedere ai ragazzi la prima pagina della stampa del 1953, quando un uragano si abbatté su Torino e fece cadere la punta della Mole Antonelliana. E ho detto che quel giorno gran parte dei torinesi è venuta a sapere di questo fatto dal giornale, dalla stampa, perché non c'era la televisione, non c'era ancora, la radio trasmetteva un giornale radio solo alla sera e se eri davanti alla radio lo sentivi, se eri altrove non potevi recuperarlo in nessun modo. I telefoni cellulari non esistevano ancora e anche il telefono fisso era ancora un oggetto per pochi, per cui molte persone hanno saputo di quel fatto soltanto leggendo il giornale. Oggi non siamo più in queste condizioni, è evidente che se ci fosse un uragano che abbatte la punta della Mole Antonelliana, dopo 10 minuti tutta Torino e non solo ne sarebbe perfettamente a conoscenza, avremmo dei video che ci arrivano direttamente sui nostri account WhatsApp, alla fine non abbiamo più bisogno del giornale di carta per sapere quello che succede, però abbiamo bisogno del giornale di carta per sapere altre cose. In questi anni di esperienza nelle cronache locali della stampa mi sono scontrato con una voglia di restare ancorati al passato, perché il passato rassicura, perché il passato è più facile, perché sostanzialmente occuparsi soltanto dei comunicati che arrivano dalla questura, dai carabinieri, dagli enti è molto più facile, non richiede un particolare impegno da parte dei giornalisti. Però le cose che hanno avuto più successo, e l'abbiamo riscontrato proprio parlando con le persone, sono state alcune cose estremamente innovative che abbiamo fatto, un po' per caso. Io mi sono imbattuto in questi anni alla redazione di Asti in una collega che ha una caratteristica molto particolare, è contemporaneamente una giornalista ma anche un'antropologa, perché si è laureata in quello, ed è un artista, una persona che disegna ritratti, che fa fumetti, e un giorno è venuta a propormi un'idea che è apparentemente assurda, quella di fare un'inchiesta sul lavoro femminile nella provincia, intervistando alcune donne che fanno un mestiere di successo, accompagnando questa inchiesta con un disegno, con un ritratto, quindi facendo una cosa che anche dal punto di vista grafico era nuova. E siamo partiti con molti dubbi, nel senso che eravamo così un po' spaventati dalla novità, non pensavamo che mettere insieme l'arte, l'antropologia, il giornalismo, l'economia fosse troppo. In realtà questa iniziativa ha avuto un successo incredibile, al punto che l'ho sentita ancora l'altro giorno e mi dice che c'è alla coda di persone, di donne che chiedono di essere intervistate. Perché questa cosa funziona? Perché è innovativa, intanto è una cosa che non si era mai fatta, è nuova, ma anche perché dal punto di vista giornalistico è assolutamente profonda. Cioè non siamo limitati a fare un ritratto delle persone intervistate, ma abbiamo chiesto loro quale difficoltà può affrontare una donna quando affronta un mestiere che tradizionalmente era maschile. La provincia di Asti vive di vino, vive di gastronomia, e le cantine sono erano almeno tradizionalmente un fatto di soli uomini. Quindi tutte ci hanno raccontato le difficoltà che hanno avuto nel momento in cui hanno ereditato l'azienda dai genitori, difficoltà nel porsi come donne, come imprenditrici e come vignaiole di fronte a un mondo che non le accettava, che tutte raccontano che le prime volte veniva loro chiesto: ma dov'è tuo marito? Quasi fosse il ruolo della donna fosse impensabile in un ruolo di primo piano. Questa cosa ha funzionato ed è un'informazione
tipica del mondo locale. Non abbiamo fatto una cosa strana per la volontà di farla strana. Siamo andati a cercare un problema, lo abbiamo evidenziato, l'abbiamo raccontato in modo nuovo, anche perché la novità è sempre utile. Io credo che fare le cose soltanto perché sono sempre state fatte così in nessun campo funzionano, e non possono funzionare in un campo che è in crisi, per cui è inutile che continuiamo a illuderci che fare le cose nello stesso modo ci porta alla salvezza, perché è vero che 20-30 anni fa i giornali vendevano molto di più e che oggi vendono molto meno, ma non è continuando a farli come si faceva 30 anni fa che si torna a quei numeri. Quei numeri non ci sono più perché c'è una concorrenza spietata da parte di altre fonti di informazioni, per cui il livello qualitativo dell'informazione locale deve alzarsi esattamente come si è alzato, cerca di alzarsi l'informazione nazionale, proprio perché il pubblico chiede qualità. Oggi l'informazione può arrivare gratis, noi chiediamo di essere pagati, non costano cari i giornali, costano da 1,50 € a 1,70 € e poco più di un caffè. A Torino il caffè costa 1,30 € ormai, quindi diciamo che la differenza fra un caffè che si beve in 10 secondi e un giornale che è il frutto del lavoro di 200 persone che ti può occupare per ore è infima. Però la gente deve pagare. Se noi chiediamo di essere pagati, non dobbiamo dare a pagamento le stesse cose che internet ha dato gratis e che continua a dare il giorno prima. Quindi dobbiamo puntare su cose innovative, su cose nuove, su cose fatte bene e con cura. Quindi non possiamo più limitarci a quello che dicevo prima, cioè al mattinale della questura, ai carabinieri, all'informazione spiccia, perché l'informazione spiccia oggi non è inutile, ma arriva in un altro modo. È inutile che io mi fermi a raccontare un processo senza poter dare i nomi delle persone coinvolte, perché spesso raccontiamo, cioè alcuni pezzi dell'informazione locale sono tali da essere respingenti, cioè noi raccontiamo per la 1000ª volta di arresti di piccoli spacciatori di cui non possiamo dire i nomi, che spesso vengono liberati dopo pochi giorni, quindi diamo un'informazione che la gente sa già o non è interessata a sapere. Chiaro che questo richiede una capacità giornalistica, ed è questo che per me è molto importante, che ci siano molti giovani che vogliono ancora affacciarsi a questo mestiere nonostante le sue difficoltà, nonostante la crisi dei giornali, perché le persone che oggi si affacciano al giornalismo sono più preparate di quanto non fossimo noi nel passato, perché noi non avevamo un cursus preciso, ci si arrivava per passione, un po' per caso. Quando mi chiedono in che cosa sei laureato, io dico io mi sono laureato in lettere, anch'io mi sono iscritto a lettere nella speranza di fare il giornalista, ce l'ho fatta e sono molto contento, però probabilmente se mi avessero assunto prima della laurea non avrei neanche finito il corso di studi. Oggi invece ci sono i corsi in scienze della comunicazione, ci sono i master di giornalismo, c'è una preparazione tale per cui i giovani giornalisti sono preparati meglio di noi. Spesso però si trovano di fronte a un mondo che è troppo vecchio, per cui la loro capacità, il loro potenziale talento viene annacquato dalla ripetizione di schemi che ormai non hanno più senso. E credo che questo sia un momento cruciale, nel senso che o cambiamo adesso, nei prossimi anni, anche l'informazione locale, oppure non avremo più tempo di cambiarla, perché i livelli di vendita sono tali che non garantiscono un lungo futuro al business del giornalismo. Cioè i giornali purtroppo sono oggetti che vanno venduti, non è soltanto, non si può girare intorno a questa cosa. Se la gente non ci vuole più, dobbiamo chiederci perché non ci vuole più. È un momento strano questo per questo paese. Abbiamo votato ieri per il referendum, diciamo che la quota di votanti è stata bassissima e questo era diciamo abbastanza prevedibile. Lo era molto meno che si sia arrivati a malapena al 50% nei comuni dove si votava per il sindaco. Allora si è sempre detto che le elezioni amministrative sono quelle che coinvolgono di più le persone, perché vai a votare per una persona che spesso conosci personalmente, i candidati sono persone che conosci e soprattutto vai a votare per il futuro immediato della tua città, quindi la politica che ti tocca più direttamente. Eppure il 50% delle persone non è andata a votare. I giornali continuano a fare la politica in un modo che evidentemente non interessa più, è anche colpa nostra se la gente non va più a votare, perché evidentemente raccontiamo la politica in un modo troppo lontano dall'interesse delle persone, per cui
cui viene considerata come una cosa astratta, si sente sempre più dire non vado a votare perché tanto sono tutti uguali. Non è vero che sono tutti uguali, sono molto diversi, ognuno a modo suo esprime un interesse, una posizione ideologica diversa, quindi il fatto di accomunare tutti vuol dire che i giornali forse non sono riusciti a far capire che le differenze, le diversità fra una posizione e l'altra, e questo, allontanare le persone dalla politica, significa sostanzialmente peggiorare la società, perché in una realtà dove si vota poco è una realtà poco interessata al suo futuro. Quindi credo che il futuro del giornalismo debba ripartire da qui, cioè dal raccontare le piccole città come sono veramente, quindi dando spazio ai problemi, ai piccoli scandali politici che spesso sono dimenticati. Spesso i responsabili delle edizioni locali tendono a evitare i guai, per cui a tenersi lontani dalle polemiche, a tenersi lontani dagli attacchi, perché non è piacevole ricevere telefonate alle 7 del mattino del sindaco o del presidente della fondazione furibondi, non è piacevole incontrarli per strada, però credo che questo mestiere sia anche così, denunciare le cose che non vanno, premiare le cose che funzionano, senza avere mettendoci anche del coraggio. Questo è spesso il coraggio manca perché subentra così l'abitudine, subentra la routine, subentra la voglia di non avere guai. Spesso il fatto che ci siano sempre meno persone, quindi sia sempre più difficile lavorare, che le redazioni siano sempre più ridotte, danno un alibi. Ci si sente dire tanto non interessa più nessuno quello che faccio perché devo andare a cercarmi dei guai, perché devo andarmi a cercare delle cose nuove che sono difficili. Faccio quello che si è sempre fatto, tanto più o meno i giornali non venderebbero lo stesso. Io non so se migliorando la qualità a partire dall'informazione locale si fermerebbe questa totale continua emorragia di copie. Quello che so è che se andiamo avanti così si arriva a zero, cioè ogni anno i giornali perdono il 5-6%, quindi se non fermiamo questa cosa non avremo più i giornali, quindi non avremo più tempo di migliorare. Questo non vuol dire che muoia il giornalismo, perché è evidente, come si è detto, che le forme di racconto delle realtà sono tante, e quindi ci sarà sempre bisogno di qualcuno che va, vede e racconta e spiega. Il fatto che muoiano i giornali di carta, o comunque che anche i siti dei grandi giornali abbiano dei problemi, è però preoccupante non solo per noi che abbiamo fatto questo mestiere, o per quelli che lo vogliono fare, ma anche per la società, per le persone che leggono. Cioè un giornale è comunque un modo di confrontarsi con il resto del mondo. Se viene meno questo, diventiamo sempre più isolati e sempre più soli. Grazie Guido, un intervento molto, molto interessante, anche perché chiama in casa molti dei punti nodali dello stato dell'arte del giornalismo oggi. Chiederei a Ornella Sgroi, perché abbiamo appena sentito il punto di vista di un caporedattore che ha per molti anni guidato la redazione della Stampa di Torino, appunto da varie prospettive, e mi sembra un'analisi che pone tante domande. Infatti vedo che i nostri altri ospiti hanno preso un sacco di appunti, però mi piacerebbe sentire il parere sul giornalismo che verrà di una giornalista che quotidianamente racconta delle storie, va sul posto, racconta delle storie, e sicuramente non fa né il copia e incolla, né è molto avvezza a compiacere nessuno per piaggeria o per altro, ma si concentra sempre, questo lo posso dire con grande stima, su che cosa è interessante e utile per il lettore. Prego, Ornella. Bene, è evidente. Mi sentite? Sì. Giorgio mi conosce molto bene, è evidente, e ti ringrazio per le cose che dici, che per me sono importanti. Tu mi chiedi un punto di vista sul giornalismo che verrà dal mio lato della scrivania, diciamo, no? Dal mio punto di vista. Io credo che il giornalismo che verrà abbia bisogno sicuramente di una nuova infuturazione, quella che in psicologia si chiama infuturazione positiva, e viviamo un tempo che secondo me ha proprio necessità
vitale di infuturazione positiva, un'infuturazione positiva che coinvolge anche il giornalismo, perché è come se dovessimo tutti un po' tornare a credere un po' di più nel mestiere del giornalista. Purtroppo è una professione che complici anche fatti che sicuramente l'hanno messa in discussione, è una professione che ha subito degli attacchi importanti, è stata colpevolizzata e responsabilizzata, quasi demonizzata, no? Oggi il giornalista forse è visto peggio che l'avvocato, non lo so oggi a cosa si guardi peggio, però è quasi come se il giornalista fosse un nemico di cui non ci si può fidare. E questa secondo me per noi giornalisti è una sensazione orribile che è strettamente legata al disinteresse del lettore e che ricade in un circolo vizioso terribile che è quello dell'alibi, perché appunto anche il lettore si disinforma sempre più per disinteresse, trovando l'alibi di giornali che non sono più particolarmente interessanti. E non è vero, giornalismo buono se ne fa ancora tanto, e i lettori hanno ancora a disposizione del buon giornalismo, solo che i lettori quasi non leggono più, ma c'è un problema di attenzione, di curiosità e di desiderio di informazione legata anche al modo in cui l'informazione è profondamente cambiata. Io per esempio non mi riesco a rassegnare troppo a quell'idea di infotainment che crea questa figura ibrida tra l'informazione e l'intrattenimento. Una linea di confine importantissima e difficilissima che secondo me forse oggi si sta troppo sbiadendo e sta creando una confusione tale per cui il lettore o lo spettatore non capisce più chi è il giornalista, chi è l'intrattenitore, chi è l'informatore, chi è l'opinionista. Quindi c'è secondo me alla radice anche un problema di chiarezza nel modo in cui si porgono le informazioni e a capo di tutto questo c'è anche una difficoltà oggettiva che coinvolge il giornalismo, che è il rapporto con gli editori. Perché noi è come se avessimo solo due interlocutori nella relazione dell'informazione, giornalista e fruitore dell'informazione. In realtà c'è un terzo soggetto determinante che è l'editore, che purtroppo fa poi il buono e il cattivo tempo un po' anche delle scelte editoriali, ma soprattutto degli strumenti messi a disposizione delle redazioni. Io mi ricollego al discorso che faceva Guido a proposito del giornalismo locale, del giornalismo territoriale, di quale risorsa possa essere sia ancora. Lui parlava del giornalismo locale come di un giornalismo visto a volte come un giornalismo di serie B. Il guaio è che i giornalisti locali sono spesso visti come giornalisti di serie B e anche questo crea uno scollamento dal territorio che poi crea scollamento anche con il lettore, il fruitore dell'approfondimento, perché appunto oggi non parliamo più di notizia veloce, fine a se stessa, quelle sono alla portata di tutti. Quello che ci riguarda direttamente, che poi ci interessa realmente, è l'approfondimento, cioè andare a capire cosa sta dietro la notizia veloce che è stata data. E ovviamente i giornalisti locali sono un vero e proprio presidio sul territorio, a favore anche delle redazioni, perché il fatto che i giornali, le grandi testate, i grandi programmi e anche le grandi testate televisive stiano sempre più tagliando le collaborazioni o mettendo in ginocchio i collaboratori, a volte costringendoli a cedere il passo ad una dinamica che non è più sostenibile, questo inevitabilmente comporta anche che poi, se viene mandato il giornalista dalla redazione principale sul territorio, quel territorio non lo conosce, non ha gli strumenti o quantomeno non ha tutti gli strumenti per poter capire dove andare ad attingere, quali sono le
le varie possibili versioni e i vari punti di vista di narrazione di un fatto, e finisce che poi la notizia viene data per approfondita, ma in realtà è un approfondimento comunque scollato dai fatti, perché manca quel collegamento fortemente radicato nel territorio. Il problema è che è un po' il cane che si morde la coda, perché paradossalmente nella prospettiva condivisibile di Guido servirebbe un investimento maggiore proprio sul giornalismo locale, anche sui collaboratori locali, che poi sono quelli che conoscono il territorio, verificano i fatti, hanno le fonti, hanno anche quello sguardo trasversale di cui oggi ho parlato tanto ai ragazzi, perché secondo me è un elemento fondamentale per il giornalismo che verrà, lo sguardo trasversale, quella capacità di ricomporre i fatti con una visione più di sistema e più ampia. Ecco, tutto questo, se poi nelle redazioni non viene più fatto investimento sulle collaborazioni locali, tutto questo viene a mancare e diventa appunto un sistema difficilissimo da gestire per chi questo mestiere lo vuole fare bene, per quei caporedattori che sanno che valore hanno i collaboratori bravi dislocati sul territorio, e per quei giornalisti capaci sul territorio che vorrebbero fare il loro lavoro bene, ma a volte hanno proprio la difficoltà oggettiva di farlo. È purtroppo un discorso veramente complesso, ma non è detto soltanto, non è per dire, è proprio una complessità oggettiva che ci coinvolge e che spesso ci trova a fare squadra anche nella complessità e nella complicazione. Io mi trovo spesso a parlare con i miei caporedattori di Milano e a ragionare sulle difficoltà oggettive che noi collaboratori abbiamo. Dall'altra parte loro sottolineano la necessità, l'impellenza, il bisogno di avere il nostro aiuto, e si trovano con le mani legate perché non possono lavorare come vorrebbero, non possono fare come vorrebbero fare, perché hanno appunto un freno messo dagli editori e non c'è più quell'investimento nel giornalismo che guarda veramente al giornalismo come strumento di prospettiva e di visione nel lungo periodo, ma la verità è che anche i giornali sono diventati prevalentemente un business, sono prevalentemente diventate delle aziende, e torniamo sempre allo stesso discorso: i lettori non leggono più, i giornali non si vendono più, i click sui siti non sono più quelli di una volta, però è vero anche che i giornali non sono più quelli di una volta, i siti non sono più quelli di una volta, si dà priorità a delle notizie cliccabili che non hanno alcun valore, non hanno alcun interesse, e che volenti o nolenti scredita il valore di quella testata o il valore di quella home page, il valore di quel giornalismo più tradizionale di cui abbiamo ancora estremamente bisogno, perché la verità è che comunque il giornalismo deve continuare ad essere fatto come è sempre stato fatto, con strumenti nuovi che bisogna imparare a conoscere, bisogna imparare ad usare bene, e bisogna davvero cercare di allungare lo sguardo. È come se oggi a 360 gradi la nostra contemporaneità avesse tagliato lo sguardo, non si guarda più avanti. Il giornalismo che verrà, diceva Giuseppe Di Fazio, è un giornalismo che deve guardare avanti, ma è come proprio, almeno è una sensazione che io non so se ce l'hanno anche i miei colleghi, se l'avete anche voi, però è proprio come se si fosse accorciato lo sguardo, e questo comporta un ridimensionamento anche di quella che poi è la visione che si va a completare mettendo insieme i pezzi, mettendo insieme le notizie, le informazioni, gli approfondimenti. Sinceramente bisognerebbe anche molto ragionare sul discorso della sostenibilità del giornalismo, perché il giornalismo ha bisogno di giornalisti che stiano in strada, perché le storie, oggi lo dicevo ai ragazzi, un'espressione che si usa spesso e che siamo abituati a sentire, è che il giornalista va a caccia
di notizie. A me piace di più pensare che il giornalista vada incontro alle storie, perché comunque il buon giornalismo è fatto di incontro, è fatto di dialogo, è fatto di ricerca, di approfondimento, di comprensione. Il primo a dover capire il fatto che è accaduto è il giornalista, perché se non lo capisce il giornalista, come lo racconta? Come lo può raccontare? È indispensabile metterci una sensibilità, una conoscenza che richiedono impegno, investimento, maturazione, elaborazione. Tutto questo oggi il giornalismo spesso e volentieri ci impedisce di farlo, perché è appunto assetato da una velocità e da dei bisogni che sono completamente diversi da quelli che sono i bisogni reali del giornalismo di vocazione. E questo è un problema grossissimo. I ragazzi che si affacciano a questa professione, secondo me, devono innanzitutto coltivare quel bisogno di racconto che sta alla base del giornalismo, quel bisogno di comprensione del fatto, ma anche quel bisogno di comprensione dell'umanità che è travolta e coinvolta in quel fatto. Oggi tutto questo non si fa più, si fa poco, e quando si fa è apprezzatissimo. Il lettore lo riconosce, lo spettatore lo vede e lo premia. Premia i programmi televisivi di approfondimento che raccontano storie con sensibilità, con cura, con attenzione, con approfondimento, premia l'articolo di giornale che ha un racconto, che trasmette un pensiero e che soprattutto trasmette una profondità di sguardo molto più lunga e lungimirante di quella alla quale ci stiamo abituando e alla quale non ci possiamo e non ci dobbiamo assolutamente abituare. Forse sono andata fuori tema, non so se ho risposto alla tua domanda, No, vabbè. però io diciamo sono anche una figura un po' particolare, perché è vero, sono una collaboratrice del Corriere della Sera, adesso ho cominciato facendo la collaboratrice del Corriere della Sera occupandomi di Sicilia dalla Sicilia, poi mi sono spostata, adesso lavoro con il Nazionale, però comunque continuo sempre ad avere uno sguardo radicato sul territorio, e continuo a pensare che i collaboratori siano una risorsa fondamentale, purtroppo sottovalutata, perché sono oggetto di quei tagli e di quei ridimensionamenti di cui si parlava prima, e che il giornalismo vero non si può assolutamente permettere. Grazie Ornella. Credo che appunto la cosa che più mi colpisce, che reputo più nodale nel tuo discorso, sia questa necessità di andare in profondità, perché la superficie è molto spesso più confortante, più facile, però la profondità è quella che rimane. Io non posso non condividere questo pensiero dirigendo un giornale che fa solo approfondimento, che pubblica anche poco se volete, però che cerca di raccontare delle storie che siano toccate con mano, e questa premialità, il fatto che venga premiata questa attività è una cosa che riscontro ogni giorno quando vedo il riscontro dei lettori, e quindi assolutamente questo è uno dei fondamentali del giornalismo che verrà, perché se non andiamo in profondità forse non stiamo più nemmeno facendo i giornalisti. Possiamo fare i comunicatori, possiamo lavorare sui social, possiamo scegliere si può fare anche giornalismo sui social e farlo in maniera approfondita, e attenzione, non dico che non si possa fare, però è necessario andare veramente in fondo. E andare in fondo, per esempio, può anche significare non limitarsi a virgolettare la dichiarazione di un politico e nascondersi dietro il fatto che, siccome tra virgolette lo ha detto lui, il problema è risolto, ma verificare se quello che quel politico ha detto è vero oppure no. E questo non dovrebbe essere una priorità
dei fact checker dovrebbe essere una priorità di tutti i giornalisti, perché cioè, diciamo, questo è un lavoro che andrebbe fatto sempre, però c'è chi è che su questo si è molto specializzato e che, a proposito di sostenibilità, poi chiederei anche una battuta sui modelli di business del progetto che sta portando avanti. Giovanni Zagni. Sì, dunque, quello che noi facciamo lo abbiamo cominciato a fare per due motivi. La prima cosa è che guardavamo degli esempi che non erano italiani, e lo dico anche con una punta di rammarico, però è un dato di fatto che oggi il panorama dei media e i modelli di quello che succede nei media non è più soltanto italiano. C'è una innovazione costante anche nel mondo dei media, dei modelli di business nei media, in quello che succede di interessante nel mondo dell'informazione, e nel 99-98% dei casi le cose più interessanti succedono prima da qualche altra parte. Di solito succedono nei giornali anglosassoni. Per fortuna oggi sono comunque a nostra disposizione anche quelli, e quindi abbiamo un rapporto abbastanza stretto anche con quelle fonti di informazione. E pensate che questa già è una rivoluzione, perché pensate come si informava, non lo so, come si informavano i nostri genitori. Avevano un giornale, magari ne leggevano 2 perché erano molto affezionati alla carta stampata, sentivano una trasmissione radiofonica magari di informazione, o vedevano un telegiornale. Invece oggi noi possiamo accedere a praticamente tutti quelli che vogliamo. Se uno per qualche strano motivo volesse seguire la cronaca della città di Denver, Colorado, basta che ogni mattina vada sull'home page del sito del Denver non so cosa, e praticamente può essere informato più o meno come un medio cittadino di Denver. Questa è una novità assoluta, giusto? E quindi noi, chi ha fondato Pagella Politica, in realtà io, spoiler, non ero tra i fondatori, quindi sono arrivato qualche anno dopo, però loro avevano un modello che era dei progetti di fact-checking politico americani, uno soprattutto che si chiamava PolitiFact, che è diventato famoso nel 2009 negli Stati Uniti, perché ha vinto un premio Pulitzer per come ha seguito la campagna elettorale di Obama, della prima campagna elettorale di Obama nel 2008. E vedendo quello che era successo lì, questo gruppo di 10 studenti, di cui di nuovo non mi prendo alcun merito perché io non ne facevo parte, hanno voluto fare la stessa cosa in pratica. Quindi hanno proprio preso il formato di PolitiFact e l'hanno copiato di pacca in italiano a partire dal 2011. Perché questa cosa ha avuto un po' di successo? Comunque siamo ancora qui a parlarne dopo 10 anni, tra l'altro quest'anno compiamo 10 anni. Perché era una cosa che non faceva nessun altro, almeno in Italia. Questo per diversi motivi, tra l'altro. Uno perché, come vedremo tra poco nella lezione con i fortunati corsisti che saranno costretti a rimanere e sentirmi parlare per 2 ore, è una cosa che diciamo è abbastanza peculiare e abbastanza lontana da come uno magari vorrebbe fare il giornalismo quando inizia e quando se lo immagina. E quindi, diciamo, per citare Stanislas Rochelle, al contrario, non è una cosa molto italiana. E il secondo motivo è che in quel momento lì era un momento in cui il tema della disinformazione era di grandissima moda. Di nuovo, come vedremo tra poco, abbiamo avuto la fortuna di arrivare a parlare di disinformazione nel momento in cui la disinformazione è diventato uno dei temi principali quando si parlava di informazione. E infine, l'ultima cosa, tanto per introdurre qualche elemento così un po' direi quasi di dissenso rispetto a quanto è stato detto, no, diciamo di diversità rispetto a quanto è stato detto prima, eravamo largamente, quasi completamente di fuori da qualunque circuito giornalistico tradizionale. Tipo i 10 fondatori erano tutti 10 studenti universitari, nessuno dei quali aveva fatto scuola di giornalismo, nessuno dei quali ha mai preso il tesserino giornalista,
dei 10 fondatori, poi io sono giornalista, ho il tesserino e tutto quanto, però io ad esempio non ho fatto una scuola di giornalismo. Insomma, non seguivamo un percorso, diciamo, tradizionale di come si fa di solito, si arriva alla professione giornalistica in Italia. Secondo me anche questo ha il suo ruolo. E vengo alla seconda domanda che mi hai fatto, Giorgio, cioè come facciamo a stare in piedi? Chi ci paga? Allora, qui, senza scendere troppo nel dettaglio, però diciamo che uno degli aspetti principali è che noi non facciamo soltanto un lavoro giornalistico in senso stretto, cioè noi non guadagniamo soltanto perché pubblichiamo articoli, anzi, se dovessimo campare degli articoli che scriviamo sul sito di Pagella Politica, oggi noi fattureremmo euro 0. Visto che per fortuna e per potermi pagare lo stipendio fatturiamo più di 0, il motivo per cui siamo in grado di fare questo sono sostanzialmente che facciamo altre 2 cose. Cioè abbiamo una parte che, se volete, è quella che ci piace di più fare, che è anche un po' la vetrina di quello che facciamo, che è il sito di Pagella Politica. Poi partecipiamo a bandi europei, cosa che tendenzialmente nelle redazioni tradizionali non si fa, anzi praticamente non si faceva fino all'altro ieri. E poi quindi con progetti specifici magari nelle scuole, cosa non da giornalisti e non giornalistica. E poi abbiamo un'expertise particolare, siamo specializzati in qualcosa, cioè il contrasto alla disinformazione, che ci permette di collaborare con realtà molto più grandi di noi, come Facebook, per dirvene una. Grazie a questo e abbiamo anche sempre questa expertise particolare, a volte interessa di solito per brevi periodi di un paio d'anni testate più grandi, che poi finiscono di solito nei guai per una cosa che scriviamo e dopo basta, non sono più interessate. Però questa non è una parte importante di come guadagniamo. Quindi la cosa interessante è che noi guadagniamo soprattutto, per rispondere alla seconda domanda di Giorgio, non facendo i giornalisti. Grazie al fatto di non essere giornalisti riusciamo a tenere in piedi il fare una cosa giornalistica. Lo dico senza timidezza, ci sono poche realtà oggi che riescono a campare facendo i giornalisti, cioè vendendo il prodotto che producono e basta. Perfino i grandi gruppi editoriali molto spesso sono in perdita e stanno in piedi perché qualcuno, i proprietari, ripianano quella perdita, ma altrimenti di per sé non starebbero. L'ultimissima cosa, ora pare, perché l'altra cosa interessante sui modelli di business è che i modelli di business cambiano ogni 6 mesi circa. Ogni 6 mesi viene fuori un nuovo modo di fare soldi con il giornalismo. 6 mesi fa, in realtà un po' di più, esagero, diciamo 2 anni fa, anche in Italia è arrivato il modello degli abbonamenti. Se voi guardate però quante sono e quali sono le testate che stanno in piedi soltanto grazie agli abbonamenti, è una, e cioè il Post, e basta. Tutte le altre, solo con gli abbonamenti, non starebbero in piedi. Avete testate niente. Digitali? Testate, no, anche cartacee. Cioè, la Repubblica non starebbe in piedi solo con gli abbonamenti della Repubblica. Sì, ma parliamo del sito comunque. No, anche il cartaceo. Cioè, diciamo, in generale, questa cosa delle subscription, abbonamenti, come volete fare, non riesce a far stare in piedi nessuna realtà editoriale, tranne il Post, che però ci è arrivata dopo 8 anni più o meno che è stata fondata, e per i primi 8 anni era in perdita secca. Un anno, ha detto Sofri, ha perso 500.000 euro. Quindi anche lì è un po' una roulette. Noi per ora riusciamo a stare in piedi con questo mix, però questo vuole anche dire che dobbiamo costantemente pensare a come dovremo stare in piedi fra 1 anno, 2 anni o 3 anni. Quindi anche voi, con questo concludo, se siete interessati a questa professione, purtroppo non potete non porvi la domanda di come farla anche rendere. E con questa nota un po' gretta chiudo. Ma molto concreta. Io mi permetto di dire che intanto grazie a Giovanni, perché tra l'altro la sua è una testimonianza viva anche del fatto che quando tu dici il progetto di Pagella Politica nasce da 10 studenti universitari, è importante dirlo in un contesto come questo, perché il mio desiderio è quello di
poter dire alla prossima edizione del workshop che qualcuno dei partecipanti delle passate edizioni si è inventato qualcosa di nuovo, ha trovato una strada nuova legata al mondo del giornalismo, quindi questo lo speriamo tanto, e quindi è importante questa testimonianza qui. Vorrei comunque ricordare che il workshop, anche sulla scorta appunto di queste esperienze, è stato pensato molto in questa direzione quest'anno, perché avremo un incontro per capire come è possibile farsi finanziare delle inchieste di giornalismo d'inchiesta, per esempio con fondi europei. I corsisti faranno delle parti legate al business, al modelli di business legati al giornalismo, cioè quindi il corso non è solo sui fondamentali e sui fondamenti della professione, bensì esplora anche questi aspetti. Chiaramente li esplora in una forma che è dialogica. Quando noi diciamo che questo progetto è un dialogo costante tra generazioni, intendiamo dire esattamente questo, che non siamo noi da questa parte e i corsisti dall'altra, cioè, tantomeno noi del Sicilian Post, che chiaramente è una realtà che cerca anch'essa di esplorare nuove forme, qualcuna, una per esempio legata al mondo dell'innovazione, oppure anche noi stiamo sperimentando molto il tema delle donation, perché per esempio il Post fortunatamente ha uno zoccolo duro di lettori che lo sostiene, e anche dei lettori che non conosciamo, che spesso ci sostiene dall'estero, e questo per noi è un segnale. Ovviamente questo va messo a sistema, non sappiamo se questa sarà la strada, però è una possibile strada, quindi il workshop è un dibattito continuo. C'è una cosa però che mi colpisce molto, cioè il lavoro di Pagella Politica è un lavoro strettamente di servizio, e il giornalismo tout court è un'attività di servizio, cioè il giornalismo ha senso se serve una comunità, se serve a qualcuno, se no non ha più senso. Attenzione, questo non vuol dire che le pagine di spettacolo di un giornale non possano assolvere a questa funzione. Voglio dire che non è necessario che un giornalista faccia un articolo perché scopre l'intrigo mafioso per impattare sulla società. Allora il giornalismo è un'attività che serve una comunità. Se questo lavoro noi lo facciamo bene, la prima cosa che abbiamo è un riscontro, è quello che abbiamo detto prima, cioè la prima cosa è il lettore ti premia. Dopodiché ci spetta a noi trovare le tante strade o le tante possibili strade per le nuove generazioni per capire come mettere tutto questo a sistema. Però il fondamento è che quello che io faccio deve essere interessante e deve essere soprattutto utile. E allora io qui ora mi collego a Dulcis in Fundo, a Paola Severini Melograni, perché Paola Severini Melograni, a proposito di attività di servizio, ha raccontato un volto del paese che non sempre è stato raccontato, e lo ha fatto attraverso il servizio pubblico. Paola, il giornalismo che verrà passa anche dal sociale. Io sono veramente colpita, sapevo che eravate bravi, però non avrei mai immaginato che tu per primo, Giorgio, ma tutta questa squadra foste così avanti. Allora, di cose da dire, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, straordinari, ce ne sono moltissime. Quando tu hai detto il giornalismo al servizio, hai racchiuso in queste 3 parole tutto quello che è stata la motivazione della mia vita. La faccio in televisione, la faccio con la nostra agenzia, con le produzioni, con la radio, scrivendo un po' per tutti i quotidiani italiani.
mi rendo conto che in questo tavolo io sono ampiamente la più anziana. Questo vuol dire che io provengo dal giornalismo del passato, un po' chi è più vicino a me è il nostro Guido Tiberga, infatti ci siamo raccontati tante cose di come funzionano ancora oggi i quotidiani, che sono assolutamente obsoleti, arcaici, sono vecchi e non sono il futuro. Però prima di rispondere se oggi il giornalismo è sociale, chiaramente io è sottinteso che ti dirò certo che è sociale, è sempre stato sociale, oggi di più e in modo diverso. Io vorrei dirti che il mio core business, se vogliamo usare una parola inglese, io evito sempre, ma in questo caso è necessario, è la mia agenzia, che quest'anno compie 22 anni e che nasce in realtà 26 anni fa con una rivista che poi è diventato un piccolissimo quotidiano. Poi questo è un mondo di lupi, io ho subito una truffa. Per chi ne vuole sapere qualcosa di più, basta che vada a rileggersi uno dei primi libri di Travaglio, che si chiama Onorevoli Wanted, c'è una parte tutta dedicata alla truffa che ho subito io. E poi l'agenzia. Questa agenzia, che si chiama Angeli Press e che io segnalo ai nostri giovanissimi, non futuri colleghi, perché già siete colleghi se siete qui, nasce con l'idea di dare voce ad un mondo e di anche costruirsi una nicchia. Quindi io rispondo a Zagni, anch'io mi sono inventata una vita e me la sono inventata 26 anni fa, quando questa ipotesi non era assolutamente praticabile. Perché? Perché io lavoravo per un po' di giornali, ma c'erano due tipi di problemi. Uno, che sono insofferente ai capi, è proprio una questione di pelle. Io non riesco ad avere un direttore che ritengo meno bravo di me. È un po' quello che abbiamo detto prima, no? Ti ricordi dei tuoi colleghi? Cioè io so di essere più brava della media e questo vorrei che vi convinceste anche voi, perché ve ne rendete conto. E in un mondo come quello di oggi, dove quelli veramente bravi, se non sono supportati, lo spazio non lo trovano, bisogna scegliere la strada del nostro Giovanni Zagni oppure la mia, e io l'ho scelta 26 anni fa. Credo di essere stata veramente anticipatrice e di trovare anche dei modi diversi per comunicare. Questa agenzia, che nasce nell'estate del 2000 perché mi avevano sfilato il giornale con una truffa, che poi io ho vinto, ma il giornale non c'era più e non si poteva mai più ricostruire, ebbene ha fatto una scelta di campo. Si è inventata il modo per poter mantenersi. Questo è un po' più complesso di quello che ha fatto lui, perché io non faccio concorsi pubblici, eccetera, ma io sono al servizio del Parlamento, faccio esattamente un lavoro di lobby per il Parlamento, è un lavoro di lobby positiva, per cui io sono la mamma di una serie di leggi. La mia agenzia è la mamma di una serie di leggi, la legge sull'amministratore di sostegno, la legge sui minori non accompagnati. Senza il nostro lavoro non ci sarebbero. E adesso stiamo lavorando su una modifica della legge Zan, perché se la legge Zan la lasciano così com'è, vanno a sbattere per la seconda volta e non passerà mai. Questo noi lo sappiamo, lo saprà anche Pagella Politica, assolutamente. Quindi l'obiettivo generale è questo. E noi diamo questo servizio al Parlamento da tanti anni e riusciamo ancora a darglielo con una newsletter criptata che va ai parlamentari, che imparano anche delle cose, oltre a chiedercene altre cose. Questi pochissimi soldi, insieme a piccole sponsorizzazioni, a eventi, a iniziative, a produzioni cinematografiche, io faccio anche il produttore di piccoli documentari, ma documentari comunque importanti, molto importanti, che vanno in Rai. Ebbene, tutto questo mi permette di
fare qualcosa che può fare solamente un grande editore ricco, e invece io sono un minuscolo editore povero. Noi abbiamo scelto, perché non ci siamo solo noi che ci occupiamo di questa nicchia, che è il terzo settore e tutto il mondo dei diritti, peraltro con 68 categorie che vanno dal cibo che si mangia in carcere ai transgender, ai musulmani, qualunque cosa che riguardi le minoranze. Ebbene, quello che io mi sono permessa di fare e che mi rende felice ogni mattina che mi sveglio e dico: ma guarda, ce l'ho fatta anche oggi a sopravvivere, è di mettere totalmente a disposizione tutto il mio archivio, che è un archivio gigantesco, perché è un archivio di 22 anni su tutti i temi del sociale, e in aggiunta c'è l'archivio del giornale che c'era prima, gratuitamente a tutto il mondo dei navigatori del web. Questo mi permette di differenziarmi dai miei competitor, che sono molto più grandi e più potenti di me, ma non lo fanno. Sono essenzialmente due e che hanno delle caratteristiche anche politiche molto nette, uno rispetto alla destra e uno rispetto alla sinistra. Io ho sempre pensato che dovevo essere una cosa diversa e che soprattutto dovevo percorrere delle praterie sconosciute. Un esempio rispetto a questo è stata l'operazione Ezio Bosso. L'operazione Ezio Bosso è stata un'invenzione. Ezio Bosso lo conoscevano in pochissimi, bravo musicista, ma ce ne sono molti di bravi musicisti. Qual è stato l'obiettivo? Di cambiare il paradigma e di mandarlo in una situazione del tutto sconosciuta, che era Sanremo, nel senso che da allora Sanremo è cambiata, dal 2016. Bene, dovete sapere che oltre a aver cambiato proprio la visione, quando chi era che stava parlando della profondità dello sguardo, la collega Sgroi, che ringrazio moltissimo per aver usato quel termine, aver cambiato la profondità dello sguardo degli italiani. Quando è morto Ezio c'è stata una reazione di sentimento che poche volte io avevo visto nella mia vita. Però dall'altra parte io questa cosa l'ho pagata fortissimamente, perché per 2 anni io non ho potuto lavorare con la RAI, perché mi ero permessa di utilizzare, lì anche il nanosecondo viene monetizzato, per cui i grandi agenti me l'hanno fatto pagare. Io ritengo, tornando anche al fatto che noi siamo servizio, che questo tipo di giornalismo è servizio, con questo lavoro di Ezio Bosso di aver cambiato molto il paese e di averlo anche preparato a quello che sarebbe successo, che è stato il Covid e la guerra. Insomma, di aver lavorato proprio su quello che si dovrebbe chiamare la comunicazione sociale. Dall'altra parte abbiamo tutto quello che i colleghi hanno detto, sono tante cose, qual è l'elite culturale, che è quella piccolissima che poi gestisce in qualche modo le sorti del paese, quella che noi vediamo riassunta e lavorata come se fosse messa in un frullatore nella trasmissione di Fazio, che chiaramente potete immaginare, non solo io non amo, ma che non mi inviterà mai, nonostante io abbia cambiato il paradigma del paese molto di più di quello che ha fatto lui con questo lavoro dei miei. Dico io per dire la mia squadra, evidentemente, perché questo è un mondo non solo speciale, ma straordinario, che ti dà delle risposte fantastiche. O anche no, io ci sono arrivata a 63 anni, ne ho 66, ho cominciato questo mestiere che ne avevo 17 e ho fatto tutto in questo mestiere. Tutto, Giorgio, vuol dire proprio tutto. A livello di montare i film, quando ancora c'era la pellicola, si tagliavano con la forbice e si mettevano con lo scotch, per cui vi consiglio di fare tutto. Ho fatto la doppiatrice, ho fatto l'operatore, ho fatto tantissima radio e ho scritto per tutti i giornali italiani, ma proprio tutti, dal Corriere della Sera all'Eco di San Gabriele, che ha
in questo momento molta più diffusione del Corriere della Sera, ma è così, perché voglio dire, oppure che vi devo dire, avete mai riflettuto su quali sono in questo momento i media più letti e più venduti? Sono 3. Questo non so se vale la pena, me lo dovevo forse tenere per la lezione di domani. Il primo è Dagospia, che è fatto con una capacità straordinaria. Roberto D'Agostino è un genio, semplicemente un genio. Riesce a mettere le notizie di economia anticipandole con la pornografia insieme e fa un lavoro che si faceva tanto tempo fa con una serie di giornali molto particolari di cui il nostro paese ha una storia speciale. Il secondo è TV Sorrisi e Canzoni, perché è l'unico giornale italiano che vende 550.000 copie, l'unico. Gli altri numeri che voi vedete sono tutti fittizi. Guardate, io sono stata anche sindacalista degli edicolanti quando avevo il giornale. È stata un'esperienza straordinaria perché avevo la verità, riuscivo a verificare ogni volta. Il terzo, e questa cosa vi stupirà perché immagino che questi 2 li conoscevate sicuramente e sapevate che questi erano i numeri. Il terzo invece è il calendario di Frate Indovino che potete trovare in tutto il mondo, ma proprio in tutto il mondo. E io ho lavorato con Frate Indovino ed è stata un'altra esperienza fantastica. Forse, anzi certamente, ritengo che quello che mi ha insegnato Fra Mariangelo da Cerqueto, che era vivo, era proprio quello che vedete esisteva e lottava insieme a noi, sulla comunicazione non me l'ha insegnato neanche il mio primo direttore che era Antonio Ghirelli. Poi andiamo a parlare del tema dei maestri, quando uno ha la chance di venire a fare un workshop, ma in realtà una serie di lezioni come quello che state facendo voi qui, beh, vi dovete ritenere fortunatissimi perché i nomi che io ho visto e che Giorgio è riuscito a riunire, tanto di cappello, veramente complimenti. Io queste opportunità ce le ho avute in 50 anni di professione, l'anno prossimo sono 50 anni, è mezzo secolo, ma perché sono vecchia e ho avuto l'occasione di lavorare con Arrigo Levi, con Sergio Zavoli, con appunto Antonio Ghirelli. Voi qui avete il meglio che c'è in una settimana e davvero complimenti, mi dispiace tanto di dover partire. No, è veramente qualcosa di straordinario. Ti ripeto, sapevo che eri bravo, ma sei bravissimo, più che bravo, soprattutto perché anch'io sono sopravvissuta grazie alle relazioni, che è un'altra cosa che dovete mettervi in testa, perché voi avete una merce di scambio importantissima, importantissima. Qualunque cosa voi fate, oltre a fare un servizio sociale, costruite delle relazioni per voi e per il progetto di vita che è il vostro futuro e che vi permetterà di sopravvivere perché è tutto cambiato, non avete più opportunità di trovare un editore che vi prende, che vi accompagna. Io sono amica di tutti i direttori italiani e ancora mi chiedo come tutti, anche ce ne sono alcuni che io stimo di più, alcuni che io stimo di meno, alcuni con cui ho lavorato, che non si rendono conto che sono dei privilegiatissimi, perché ora si pagano gli articoli 5 euro, 3 euro, e questi si permettono di fare il loro stile di vita, lo dicevamo prima con Guido Tiberga, stando tutto il giorno in televisione, questo fanno, e poi tornando al giornale la sera e magari, come mi dicevi tu, buttando giù tutto, l'attuale direttore del tuo ex giornale. Ma io ne so di peggio, perché magari fosse soltanto che buttano giù tutto. Quindi voi quel tipo di opportunità lì, a meno che non diventate Paolo Mieli, e non ci potete diventare Paolo Mieli perché Paolo Mieli è più grande di me, quindi è tecnicamente impossibile, non ce l'avrete mai più.
o il discorso della RAI, riuscire a imporre alla RAI un format sulla disabilità positiva dopo che per anni hanno sbagliato tutto, dopo che danno o chiagni e fotti e quindi la pornografia del dolore, oppure una superficialità incredibile. E a volte me lo chiedo anch'io come mi è successo, ma se volete ve lo racconto, mi è successo perché io ho costruito una trappola per Carlo Freccero dove lui è caduto con tutte le gambe usando uno di questi blogger particolari che si mascherava, che ha fatto finta di essere un professore universitario svizzero. Io gli presentavo un libro, mentre gli presentavo questo libro noi abbiamo fatto un accordo, lui ha fatto finta di essere quello che non era, si è proprio mascherato, si è messo i baffi. Freccero c'è caduto, l'ha provocato a morire, io avevo lì questi ragazzi, Freccero si è alzato, lo voleva picchiare, io gli ho detto guarda è esattamente come Scherzi a parte, a questo punto tu questo format me lo devi far fare. Lui me l'ha fatto fare, ma i primi 6 mesi l'abbiamo fatto gratis, io e tutta la mia squadra, quindi un rischio enorme. Adesso o anche no, non può più essere smontato, è diventato la punta di diamante del sociale della RAI. Però capite che bisogna inventarsi la vita tutti i giorni in questo mondo qui, se vogliamo davvero dire il giornalismo è servizio. O anche no, è l'ultima tappa in qualche modo della mia vita. Io la regalo alla RAI, ho regalato il format, dopo che abbiamo fatto gratis, però ho detto ci sono delle regole, queste regole devono essere sempre rispettate, per cui bisogna affrontare qualunque argomento di questi della disabilità positiva cercando di vedere il lato possibile, perché se no io ho lavorato anche a Striscia la Notizia. L'ho fatte tutte, mi rendo conto che se dovessi raccontare le redazioni in cui ho lavorato non basterebbe un'enciclopedia, però Striscia la Notizia è denuncia. La televisione pubblica deve essere servizio assoluto e io credo che bisogna sempre ricordarsi a chi noi dobbiamo rendere conto. C'era un giornalista inglese di cui non ricordo il nome che diceva che i nostri lettori o i nostri ascoltatori o i nostri telespettatori sono più intelligenti di noi. E io ogni mattina mi rendo conto che è quella la strada. Io so che voglio dare un servizio, ma che chi mi seguirà è meglio di me. È migliore di me perché fa delle cose meravigliose. Questo paese è meraviglioso e sorprendente. La Sicilia è meravigliosa e sorprendente. Giorgio mi aveva detto, noi che siamo qui non sapevamo delle cose della Sicilia che tu ci hai raccontato, ma sono stati loro che sono venuti da me, perché sapevano che avrebbero trovato una risposta. Noi riceviamo 200 mail al giorno. Io mi alzo alle 5:30, infatti io alle 9:30 poi vado a dormire, stasera vi saluto, alle 9:30 non pensate che mai, perché però mi addormento se non sul tavolo, e però rispondo a tutti, ma rispondo io, poi i miei ragazzi controllano, per carità, qualche ma le lettere sono troppo importanti. Le mail delle nonne, delle mamme, dei fratelli, delle persone con disabilità sono delle testimonianze preziose e già il fatto che loro, coperti di dolore come sono, con le difficoltà che tutti i giorni incontrano, trovano tempo per scrivere a me e per fidarsi di me, perché la fiducia è la cosa più importante. Beh, meritano che io mi alzi alle 5:30, è doveroso che io lo faccia. Adesso però ho fatto una cosa troppo, abbiamo fatto un appello ai sentimenti, tu mi hai scatenato, ma dopo aver sentito questi 3 straordinari colleghi che hanno detto tutta la parte che mancava, beh, torno a dirti che io spero che tra questi ragazzi che sono qui oggi, che sono stati con te gli anni precedenti, vengano fuori delle persone che veramente decidano di essere dei civil servant,
perché se non c'è la motivazione, ragazzi miei, potete avere la penna più bella del mondo. L'altro giorno era la fondazione del Corriere della Sera. Il direttore, che si chiama Roberto Stringa, che è un uomo meraviglioso, con cui io faccio delle presentazioni, delle cose, mi ha detto: sai, prima che morisse Arbasino abbiamo avuto un grande problema, perché dovevamo pubblicare come Fondazione del Corriere un libro su tutte le critiche letterarie più importanti del Corriere. C'erano tutti, vi potete immaginare, da Italo Calvino a Bo, la storia culturale del nostro paese. Ma noi non abbiamo grandi finanziamenti, ma siamo la Fondazione del Corriere, quindi fare questi libri ci costa 45.000 euro. Non so se l'avete mai visti questi libretti bianchi del Corriere, che sono una raffinatezza, una meraviglia e una curatela straordinaria. Beh, Arbasino non c'è, perché pretendeva di articoli pagati tanto. Anni prima, ce n'erano 7 o 8, li avevano selezionati i migliori, 5.000 euro ad articolo, in un momento, poi è morto pochi mesi fa, che Dio l'abbia in gloria, per carità, però, e si vede dalla scrittura di Arbasino, io credo che Arbasino non amasse i suoi lettori, perché se li avesse amati probabilmente avrebbe fatto un altro tipo di scelta. Ci sono dei giornalisti straordinari che hanno amato i loro lettori e sono quelli che restano. Io vi auguro di restare. Avete l'opportunità di imparare da grandi maestri, ma poi il primo maestro è la vostra coscienza, siete voi stessi. E se voi rimarrete perché amate chi vi legge, chi vi segue, chi vi ascolta. Quindi il sacrificio è enorme, ma credetemi, ne vale davvero la pena. Grazie di cuore, Paola Severini Melograni. E allora noi siamo in tempo per chiudere questa sessione, non ce ne vogliate se non stiamo prevedendo uno spazio domande, ma facciamo una pausa. Siamo qui, i nostri ospiti sono qui, quindi li potete incontrare, i ragazzi avranno modo di continuare a incontrare i nostri ospiti in questi giorni, avrete modo di parlarci, di confrontarvi e quant'altro. Intanto grazie a tutti, buon workshop a tutti e grazie ancora. Grazie a te di avermi dato questa opportunità. Scherzi.